in questa divisione, 9 punti, mancano 4 punti per la divisione 4 e andiamo a vedere se riusciamo a conquistare i prossimi 3. Napoli Celtic, vediamo com'è la situazione, vedo Zinchenko, questo Napoli Celtic estremamente fondamentale a questo punto. Ok, abbiamo Rachmani sottotono, abbiamo un Juan Jesus che sta on fire a questo punto. Juan Jesus lo facciamo giocare e lo facciamo giocare a sinistra spostando Kim a destra. I nostri ragazzi il resto sono tutti ok, loro c'hanno un po' di fenomeni, c'hanno soprattutto Haaland davanti che sappiamo essere fortissimo, ma in questo gioco in particolare con i colpi di testa fa paura, quindi dobbiamo stare molto attenti, molto attenti. Tanto partiamo subito per questo Napoli Celtic, questa partita di quinta divisione. Siamo pronti, giochiamo al Maradona. Come potete vedere dalle immagini, dopo gli ultimi controlli in campo Thomas Tuchel. direttore di gara e dei suoi assistenti di linea. Finalmente Vediamo. I cori vanno avanti già da un po'. Osimhen, partiamo con il primo tempo. Mario Rui vede Zielinski, appoggia subito per Kvaratskhelia che prova a cambiare subito verso il Ciuchi Lozano. Il Ciuchi Lozano, attenzione, prova a correre il Ciuchi, viene soffiata palla, recupera palla subito per Lozano, ancora palla persa, prova a recuperarla, niente da fare. Palla invece la recupera Zielinski, Zielu, dentro il cross di Zielu, arriva Osimhen, niente da fare, Anghissà, Kvaratskhelia! Per poco Kvaratskhelia. Abbiamo cominciato forte, un po' come sempre, palla verso Haaland, prova a chiudere Juan Jesus, Anghissà recupera palla, Osimhen prova a liberarsi, la palla arriva a Kvara, che la perde, arriva però Mario Rui, prova ad appoggiarla, deviata, calcio d'angolo, fallo laterale, arriva Mario Rui, attenzione Mario Rui, Maronna, sta facendo? Che ha passato? Si è buggato Mario Rui. Si era buggato Mario Rui, ragazzi. Juan Jesus. Mario Rui ha provato a darla a Zielinski. Niente da fare, Kvara sporca la palla. Recupera palla a Kvaratskhelia. Attenzione, Osimhen si gira. Osimhen. Partiamo fortissimo con Vittorio Osimhen. Grandissima garra di Kvaratskhelia che recupera palla e la appoggia a Osimhen come un cioccolatino che deve solo scartare. Meret, Mario Rui, Zielinski, Lobotka, usciamo palla al piede questa volta, Anghissà, Zielinski, vede Kvaratskhelia che deve correre solo sulla fascia, Kvaratskhelia entra in area, Kvara, cross di Kvara, c'è Osimhen, fermato dal difensore. Andiamo vicino qui al secondo gol, Zielinski, palla per Mario Rui che appoggia per Kvaratskhelia, entra ancora in area Kvaratskhelia, Kvara, cross di Kvara, c'è Osimhen che l'appoggia in porta per il 2-0 in 13 minuti, doppietta di Osimhen, doppio assist di Kvaratskhelia. Il duo delle meraviglie, ragazzi, il duo delle meraviglie. Lobotka, palla arriva a Mario Rui, Zielinski si gira, ancora per Mario Rui, perde palla Mario, attenzione il maestro, brutta palla persa, ma Zielinski la recupera, poi l'appoggia a Juan Jesus, Kim spazza per evitare guai, Osimhen prova ad appoggiarla, non ci riesce, Lobotka deve chiudere su Haaland, attenzione di Lorenzo, in chiusura, non ci riesce Mario Rui, arriva palla ad Haaland, ma Juan Jesus e poi Kim che perfeziona il disimpegno, c'è ancora palla ad Haaland, Lobotka, Zielinski e poi Kvaratskhelia cambia tutto verso il Ciuchi Lozano, se ne va Lozano, grandissimo, palla per Anghissà che vede qui c'è Kvaratskhelia che prova a dribblare, viene fermato Kvara, recupera subito palla di nuovo Kvaratskhelia, incredibile, ennesimo errore della difesa, cross di Kvara di esterno, arriva Osimhen, calcio no, rimessa dal fondo, ancora su un errore del Celtic, stiamo costruendo una palla gol importantissima, tanto Juan Jesus prova ad andare a sporcare
La traiettoria ci riesce Mario Rui, Kvaratskhelia, un dribbling pazzesco, se ne va Kvara, sta giocando da Dio dentro, Kvaratskhelia, arriva la palla Osimhen, che prova ad appoggiarla per la tripletta ma non ci riesce. Partita straripante di Kvaratskhelia fino ad ora, straripante. Rilancio di Ederson, Kim prova ad andare a chiudere su Haaland, riesce a disturbarlo, poi Anghissà l'appoggia per il Chucky Lozano che prova a ridargliela, niente da fare. Giannino Di Lorenzo e poi Lobotka. Di Lorenzo recupera ancora palla e poi la dà a Chucky Lozano e poi Anghissà cambia il gioco verso Kvaratskhelia, giocata pazzesca anche di Anghissà, Kvaratskhelia dentro per Zielinski che di prima non va lontano dal gol, non va lontano dal gol. Ederson Moraes sulla palla, rilancio lungo, Lobotka qui va facile sulla palla e poi a Osimhen la dà Zielinski, attenzione, Zielinski la appoggia a Kvaratskhelia, Kvaratskhelia si ferma, Kvara dentro per Zielinski che la deve solo appoggiare, spettacolo Kvara, terzo assist di serata in 30 minuti. Attenzione, 3-0 Napoli sul Celtic, stiamo giocando una partita strepitosa, Kvaratskhelia sta facendo il fenomeno e la partita al momento è discesa. Lobotka appoggia per Anghissà, un po' troppo tardi però la palla arriva ad Haaland e accorcia il Celtic, attenzione, accorcia il Celtic, erroraccio di Lobo. 3-1, gol di Chiesa. Zielinski prova a ridarla a Kvaratskhelia, perdiamo palla, attenzione attenzione che si potrebbe civegliare il Celtic nonostante abbiano segnato praticamente sull'unico tiro in porta. Kim, palla per Anghissà, Zielinski allarga per Kvaratskhelia, c'è ancora calcio spettacolo per il Napoli, Kvara però non riesce quest'altro a saltare l'avversario, recupera subito palla e torna verso l'area di rigore, cross di Rabona che colpisce Zielinski, peccato. Attenzione Di Lorenzo su Sané, recuperiamo palla. Celtic però è vivo, ci crede. Di Lorenzo volevo andare da Anghissà invece vabbè. Anghissà recupera lui la palla, se la recupera da solo praticamente. Lozano si fa rubare palla, ancora Anghissà sul pallone, un po' sfortunato qui Anghissà. Kim no, in realtà Juan Jesus, attenzione Mario Rui prova a chiudere, Mario Rui niente da fare, attenzione Juan Jesus, niente, Anghissà verso Kvaratskhelia, poi fermato ancora, sta provando ad attaccare il Celtic, Juan Jesus e poi Mario Rui, Kvaratskhelia questa volta riesce a cambiare verso il Chucky Lozano che prova ad andarsene il Chucky, accelera il Chucky, fermato da Zinchenko. No Giannino no, come fai a non prendere palla là? Jesus su Haaland lo disturba, fuori gioco di Sané, di Mané, Pempe, Minè. E penso che su questa azione finirà il primo tempo e infatti sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. 3-1, io abbiamo preso quel gol, con quel gol preso in maniera cretina, li abbiamo fatti svegliare, quindi l'avevamo ammazzata la partita. Con Kvara pazzesco. Intanto inizia il secondo tempo, loro ci proveranno, noi proviamo a richiuderla. Attenzione Zielinski, recupera palla, attenzione Zielo, prova ad andare Zielo, vede dentro Kvaratskhelia. Forse era meglio andare proprio su Osimhen, recupera palla Anghissà, però sì, che prova a dribblare in area, niente da fare. Di Lorenzo, attenzione Mané, recupera palla Anghissà che sporca l'ennesima traiettoria. Attenzione Mané, Lobotka, Bruno, Haaland, incredibile, riescono ad andare dall'altro lato, mamma mia, il maestro entra in maniera spaventosa. E la palla finisce a Meret che rilancia verso Kvaratskhelia che appoggia per Zielinski. L'arbitro indica chiaramente la rimessa.
Brutta palla di Kvara per Zielinski. Kvara si è spento un pochino. Azielo recupera palla, attenzione, Osimhen si gira alla grande e allarga per il Ciuchi Lozano che non riesce a dribblare su Zinchenko. Prova a darla profonda nello spazio. Attenzione, Lobotka. Di Lorenzo, palla per Mario Rui. Zielinski, Lobotka. Attenzione, Lobo prova a ragionare. Da Zielinski che si gira. Fermato. Brutta palla persa a centrocampo, la seconda di stasera. Ma Kim questa volta riesce a metterci una pezza. Poi palla per Mario Rui, ancora per Zielinski. Stavolta la dà a Kvaratskhelia che dribbla Kvaratskhelia. La dà ad Osimhen, di tacco per Anghissà che la fa girare per il Ciuchi Lozano. Lozano vede l'ingresso di Osimhen, palla lunga. Peccato. Ed adesso un rilancia Kim, questa volta anticipa proprio Haaland. Il Ciuchi Lozano, Anghissà prova ad appoggiare a Kvara, niente da fare. Lobotka però, break subito a centrocampo. Anghissà. Eccolo qua. Stiamo costruendo in maniera un po' troppo macchinosa, qui. Mario Rui, Kvaratskhelia. Prova a girare subito. Altro errore, palla per Haaland. Haaland ha effettuato un ottimo inserimento. Passaggi come questo diventano prendiamo un 3-2 e scatta con il tempo giusto. Senza senso, mamma mia, senza senso. Anghissà, Di Lorenzo. Stiamo rischiando la rimonta assurda. Se continuiamo così la becchiamo. Calcio d'angolo Celtic. Incredibile, attenzione, calcio d'angolo per il Celtic. Segue Juan Jesus dall'altro lato che riesce a svettare e Kvaratskhelia però non riesce a dribblare ad andarsene. Attenzione, riesce Juan Jesus, recupera palla e lancia Kvaratskhelia che dribbla un attimo, no. Mario Rui perde ancora palla. Dai raga, però dai cazzo. Kim la mette fuori, poi Anghissà prova a rilanciare, niente da fare, non riusciamo ad andare in contropiede. Juan Jesus, Lobotka, Anghissà per Zielu, Osimhen appoggia per Kvaratskhelia, se ne va Kvaratskhelia, la parata di Ederson. Ha provato a chiuderla Kvara. Intervento strepitoso. Subire un gol ora avrebbe reso difficilissima la situazione. Zielinski prova ad andare da Osimhen che prova ad appoggiarla per il maestro, niente da fare. Attenzione Haaland, fermato da Juan Jesus qui. Bravissimo Juan Jesus. Mario Rui, palla per Zielinski. Sono attenti, sbagliano il passaggio, fallo laterale per noi. Mario Rui, Juan Jesus, Bada Lobotka che si gira, fallo sul Lobo. Dio merda. Osimhen allarga dall'altro lato per il Ciuchi Lozano, per Anghissà, dentro per Osimhen. Attenzione, Lozano recupera palla, Anghissà per Osimhen che si gira e ancora non riesce ad andare a concludere. Anghissà, gran recupero palla. E poi Di Lorenzo, palla per il Ciuchi Lozano che prova a crossare dalla tre quarti. Osimhen prova ad appoggiare, torna ancora il Ciuchi sulla palla. Anghissà, proviamo, attenzione, incredibile, imbucata per Mané. Prova a chiudere Kim. Ci riesce, gran chiusura di Kim. Anghissà, Osimhen prova ad allargare per Kvaratskhelia, si fa scippare palla Kvara. Lobotka. Attenzione. Mamma mia, io. Mamma mia ragazzi, brivido pazzesco. Meret. Osimhen, Anghissà, prova a correre il Ciuchi. La ridà ad Anghissà che poi allarga per Di Lorenzo, entra in area Di Lorenzo, il capitano, il cross in mezzo, c'è Zielinski.
Che cazzo ha preso Ederson? Il portiere ha risposto presente. Che cazzo ha preso Ederson? Intervento pregevole. Era chiusa. Era chiusa, ragazzi, era chiusa. Sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Zielinski, cross verso Osimhen che prova ad appoggiarla, non ci riesce. Lobotka deve andare a chiudere subito. Anghissà, niente. Di un compagno davanti. Tensione. Haaland, Kim, niente da fare. Pallone interessante in verticale. Ancora Haaland, Di Lorenzo e spazza Di Lorenzo, invece no, fischia. Finisce qui una partita che si è resa più complicata del previsto, ma penso